che è una regola, quando che ti mangi una roba, che è una regola, le due domande, anzi non è una regola, è due domande che la fate. Quello che devo mangiare, da dove sei che viene e che effetto che mi fa? Perché se vado a mangiare una roba che non so cosa che è, come che è stata fatta, e non so quando che la mangio, cosa che mi fa, è meglio desistere. Anche me tengo una fame piuttosto. Però certa roba che io mangiare per 30-40 anni e non ho mai detto, e avremo adesso l'effetto che fa sulle generazioni, che è un sacco di allergie, che è intolleranze, che è porcaria. E niente, non se ne rendiamo conto, qua forza di mangiare, strozzare, e che era buone, sì, che ne ha il mulino bianco con bardaria, certe volte, che penso tutte le merendine che mi ho mangiato, anche queste storie, senza cavare niente a chi che lavora su chi posti, per carità, però insomma non si può. Quando che te mangi roba che ti fa male, bisogna imparare, capire e distinguere. Te sai da dove che avviene, te sai che effetto che ti fa, magna, se non te lo sai, assa stai. Questa cosa non si può petenai, la canzone parla di OGM, uno di chi organismi geneticamente mostruosi, dicomi, non modificai. Dai che andiamo. Erman Medrano, generalmente, e la gente pensa, magno, tanto me cavo la fame, bravo Mona. Mi non riservo a terra del mio campo, mi non sotterro i sementi di Monsanto, mi non rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, mi non riservo a terra del mio campo, mi non sotterro i sementi di Monsanto, mi non rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, al primo del denaro, seme non radicio, debutto solo a foglie, leame e terriccio, lavori dei suoni, braccia e sforzi, so che sei consorzio, che menetta i fossi, Ferraro cavo i pampani, busco via i degne, verderà miei frutti, per evitare i tegne, ma sto qui in calmo, sistema e potature, se pareggia gli orti e se semina e verdure, mi non riservo a terra del mio campo, mi non sotterro le sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, mi non riservo a terra del mio campo, mi non sotterro le sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai. È una condizione diria più che necessaria, è per questo che non conto mai sua fortuna, alzo gli occhi e conto i cicli della luna, e il vin che leggiamo e se finisse in bottigliare, maggio senza la pianta e se finisse concimare, e a te ragazzi so tempi, te li paga sempre, ma ancora quei pretendi su poi in dicembre, un po' peperonata, domani peperonata, cappellate del mattino a mezzo di peperonata, qua non si butta via roba da mangiare, al maschio e galline se lo puoi decorare, lì non ti servo la terra del mio campo, lì non so e sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, mi non riservo la terra del mio campo, mi non sotterro le sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, pugno guardo e sucche, anguri e meoni, allunghi pomodori che vi imbasso dai bastoni, sì, adoro gli stacco e i suoi frutti, se non fosse qua il caldo che ne assa di sfrutti, agosto poi il tormento e i profumi che ne assa, anche se il tempesto desco tutto quando passa, i punti nei mani, è il tempo che infuria, i pomi coi macai, che butterò a Giulia, mi non riservo la terra del mio campo, mi non sotterro le sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, niente libri per sto sistema del lavoro, caere a schina e far fatica a moro, non si può e petenare quando che arriva, crede che no, e a terra sei viva, settembre se vendemmo vado funghi di mattina, ottobre sei insieme e aria in cantina, novembre prime nebbie, rancuro cacchienose, è pronto il noveo che fa divertire le tose, dicembre parlaio e seguo e scarogne, si trovase il vin, per evitare le rogne, niente più sulfiti, intuglie e polvarete, è il vino fatto bene, riposare in bottigliette, le foglie e l'erba, se fa compostaggio, maturo cose freddo e se è pronto per maggio, qua che vuoi amore, rispetto per terra, no sfruttamento, dichiarazione di guerra, mi non ti servo a terra del mio campo, mi non sotterro e sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai, mi non ti servo a terra del mio campo, mi non sotterro e sementi di Monsanto, mi do rispetto dei suoi cicli naturali, mi so che i groppi non si può e petenai. Come dire questa storia? Gli aveva detto che doveva dare da mangiare a tutto quanto il mondo quei sementi OGM e invece gli ha fregato la gente del terzo mondo. Quando gli sembrano queste piante qua e si diventa sterili e ne puoi tirare su e sementi e poi piantarle l'anno prossimo, si chiese sempre schiavi dei multinazionali, poveri cani. Bravo! Purtroppo.
E gli altri siamo abituati a pensare che quando che a casa o che si senza da mangiare te vai al supermercato o te si senza mangiare te vai a casa te versi il frigo e te catti la roba da mangiare dentro, ma che si sente che in giro per il mondo che ha bisogno di impiantare e mettere via la roba per l'anno prossimo da rimpiantare da nuovo. Io queste abitudini da occidentali pensando sì ma i casi sui sì i anche casi sui però alla fine te si tira responsabile stai un po' di coscienza bisogna pensare a queste robe qua, però sempre discorsi in massa seri non si può farli. Un discorso serio invece di quando che a casa si va attraverso il frigo e te catti il frigo che piange, anche a te te tocca che te catti il frigo che proprio piange, te guardi a schiena del frigo che sia agre ma proprio che viene basso dal frigo e dici e adesso cosa faccio? Se mi fermavo in parte della strada a mangiare un panino e quei morsi, sì, se mi fermavo là e mangiavo uno di quei panini con 20